Due vittorie di fila che sono 4 nelle ultime 5. La prima scorribanda del Corsaro Fossati a Dertona sono i biglietti da visita messi sul piatto da Sestri Levante e Saremese, derby delle due riviere tra i più sentiti di tutta la Liguria. Mattuziani terzi in classifica, rossoblu appena fuori la zona play-out. Tutte prerogative che fanno della sfida del Sivolo una gara da seguire con attenzione. Le aspettative non saranno deluse al termine di 90 minuti che iniziano col Sestri in avanti, finta e tiragiro di Gonnella con la sfera che esce di un soffio. Sarà un primo tempo di rigore perché dopo la punizione di Anastasia che termina alta di un soffio, lo stesso numero 7 viene esteso così nei 16 metri. Mialace di Terni è ben piazzato e indica il dischetto. È ben piazzato però anche Salvalaggio che ipnotizza Pippo Scalzi e allontana in scivolata sulla respinta. Primo tempo di rigore, si diceva al minuto 39. Mihailowski frana su Marquez e dagli 11 metri ci va anche il Sestri Levante col capitano Massimiliano Pane, il numero 4, senza troppi fronzoli. La conclusione è forte e centrale, i corsari vanno avanti, ma avanti si butta subito anche la Saremese e nei minuti di recupero del primo tempo ci sarebbe spazio anche per un terzo penalty, ma il direttore di gara Umbro non ravvede gli estremi per il rigore su questo tocco di mano a braccio largo di Grosso. Nella ripresa continua il duello tra Anastasia e Salvalaggio e continua a vincere il portiere locale per ora, però, perché dopo il colpo di testa che termina a fil di palo di Ferrari, il numero 7 si inventa un gol pazzesco con un destro a girare da fuori area che incenerisce il portiere corsaro e rimette la gara in parità. Un autentico gioiello che spinge la Saremese in avanti. Ferrari ancora di testa, ancora incredibilmente fuori di un soffio. Il Sestri formato Fossati però è formazione che non si deve mai dare per morta. Al minuto 62 Marquez di potenza e con un'azione che farà protestare la Saremese da in là a un contropiede perfetto, perfettamente finalizzato da Mesina che batte Malaguti con uno scavetto delizioso. Il 2-1 invece che affossare gli ospiti genera l'effetto contrario. La Saremese si butta in avanti con grandissimo impeto. Salvalaggio è miracoloso su Diego Vita, Gagliardi ci prova con il destro ma il tiro è largo. Malagusa di testa a 7 dal termine centra in pieno la traversa. La porta del Sestri sembra stregata anche perché al 91esimo Ferrari centra il palo praticamente da distanza zero. Sul proseguo dell'azione però la sfera arriva a Valagussa, tiro deviato e salvato sulla linea. Per il direttore di gara è oltre la linea e grazie al terzo gol negli ultimi 30 giorni del difensore Mattuziano la Saremese trova un pareggio preziosissimo per la corsa alle prime posizioni, così come è prezioso il punto per il Sestri Levante che rimane in zona di ampio galleggiamento. Derby emozionante al Sivolo e Sestri che si prepara alla trasferta di Caronno. La Saremese è attesa dal Super Big Match di mercoledì contro il Dertona.